Governatore Federica, oggi è al centro dell'attenzione Miramare, una giornata dedicata al castello, al museo e al parco. Lei ha detto un esempio virtuoso di rapporto fra Stato e Regione. Sì, che è proprio stato esplicitato nel miglioramento dell'offerta turistica che viene fatta al castello. Penso alla cura che finalmente c'è delle aree verdi, del castello stesso, dei musei, che rischiavano invece di diventare simbolo del degrado invece che di un'eccellenza. Ce l'abbiamo fatta nella collaborazione tra istituzioni statali e regionali a proporre questo cambio di passo che sta portando i primi risultati, ma sono convinto che le nuove iniziative che lo stesso Castello di Miramare ha proposto a Regione Friuli-Venezia Giulia porteranno quel valore aggiunto indispensabile per sfruttare un gioiello che abbiamo la fortuna di avere e dobbiamo valorizzare dal punto di vista turistico sempre di più. Ha parlato di marketing, del turismo combinato e anche di trasporti. C'è qualche idea per rendere il Castello di Miramare più accessibile ai turisti? Guardi, io credo per esempio che si possa ipotizzare, non abbiamo ancora oggi un piano perché mi hanno presentato la scorsa settimana le diverse ipotesi, però per esempio delle navette che possono andare a Miramare anche in quelle ore dove non c'è un servizio autobus, ma dico di più, se noi vogliamo portare i turisti per esempio ad arrivare a Trieste e spostarsi verso il Castello di Miramare, non possiamo pensare che magari nei mesi estivi i turisti che magari vogliono vedere la città, vedere il mare, andare al castello, poterle mischiare col turismo balneare, che ovviamente sono due cose molto diverse e si rischia ovviamente di dare quei servizi importanti, che vuol dire far vedere la qualità del turismo in Friuli-Venezia Giulia, soprattutto per chi viene da altre aree del paese o del mondo. La stazione dei treni di Miramare non è molto trafficata e soprattutto negli ultimi periodi ha avuto anche dei problemi in quella zona. C'è la possibilità di parlare con Trenitalia e con RFI per riuscire a rendere più accessibile come fosse un monumento, insomma? Sì, io credo che in questo momento noi abbiamo, diciamo, tutta la parte del parco di Miramare che è il nostro primo obiettivo di andare a recuperare, perché là rappresenta non soltanto un valore turistico ma anche un valore naturalistico enorme. Là, come sapete, il parco è stato costruito con piante che sono arrivate da diverse parti del mondo, che quindi c'è veramente anche un valore di ricerca. Non a caso la forestale del Friuli Venezia Giulia è impiegata per andare a mantenere il parco e questo è un ulteriore passaggio degli accordi che c'è stata con la regione e il parco di Miramare, e quello penso che sia una delle parti principali. Ma seconda cosa, a me piacerebbe che quel parco, quell'area fosse vissuta in modo più intenso con iniziative che non si limitino magari soltanto a mostre bellissime, magari fatte in alcuni mesi dell'anno, ma che invece diventi un qualcosa di costante che possa riavvicinare magari diversi mondi, dall'arte alla natura, al castello stesso.